Un match da non perdere, in cui si incrociano velleità di playoff e voglia di salvezza. Due squadre che hanno tutta l'intenzione di blindare i propri obiettivi, approfittando dei risultati favorevoli arrivati dagli anticipi di ieri. Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatottina di San Giovanni Lupatotto. È la 20ª giornata, nona di ritorno del campionato di Serie A femminile Tesis. È Audace Calcio a 5 Verona, Lazio Calcio a 5. Le rossonere di Andrea Rossi hanno un buon margine, 4 punti sull'ultimo posto occupato dal Montesilvano. Sono reduci però da 3 sconfitte consecutive e oggi vogliono conquistare fondamentali punti salvezza. Anzi, se dovessero arrivarne 3 di punti, sarà matematica la permanenza nella massima serie. Le biancoceleste di Daniele Chilelli vengono invece da un ottimo periodo di forme e risultati, con 3 successi nelle ultime 4 partite e le sconfitte di ieri di Cagliari e Kick-Off da monetizzare assolutamente. Andiamo subito alla lettura delle formazioni dei roster a disposizione dei due tecnici, partendo dall'Audace Calcio a 5 Verona di Andrea Rossi, numero 1 Verdù, 3 Puttoff, 7 Persiano, 8 De Luca, 9 Melissa Barban, 10 Brutti, 11 Zandona, 14 Ficeto, 21 Maretti, 26 Natascia Barban, 27 Zardini, 77 Evelyn, Luana Tosetto. Per la Lazio Calcio a 5 di Daniele Chilelli, con il numero 1 Diana Monteiro, con il 2 Pantano, 4 Conticelli, 5 Sicleri, 6 Barca, 11 Ruffini, 12 Partene, 13 Brenda Moreira, 14 Moro, 18 Riccio, 24 D'Alessandri, 68 Morello. Terna arbitrale oggi al Pala Lupatottina. I due arbitri sono Giovanni Agosta di Rovigo e Ignazio Crescenti di Vicenza. Al crono Francesco Rimpici di Treviso. È tutto pronto, tra poco sarà tutto pronto per questa 20ª giornata di Serie A Tesis, la terzultima di campionato, dopo altri 2 weekend di sosta. 2 sono anche i weekend di sosta da cui appunto arriviamo, gli ultimi 2 appunto del 15 e 22 marzo, dopo altri 2 weekend di sosta, appunto compreso quello pasquale, le ultime 2 giornate, entrambe con tutte le gare in contemporanea alle 18 della domenica 19, domenica 26 aprile a chiudere. La Lazio può approfittare delle sconfitte di ieri di Cagliari e Kick-Off per guadagnare margine e ipotecare, se non praticamente blindare, i playoff, mentre invece l'Audace, dopo la sconfitta di ieri del Montesilvano, ultimo in classifica 4-0 in casa contro il Bitonto, ha la possibilità, in caso appunto di bottino pieno, come detto in apertura di cronaca, di conquistare la matematica salvezza per il 5º anno consecutivo, andando a 9 punti, irraggiungibile per il Montesilvano, che dopo aver conquistato 2 punti nelle 20 partite fin qui disputate, nelle ultime 2 potrebbe raggiungere massimo quota 8. È tutto pronto, da una parte attaccherà da destra a sinistra l'Audace Verona in tenuta casalinga rossonera, mentre invece con anch'essa tenuta casalinga, maglia celeste e pantaloncini e calzettoni bianchi, da destra a sinistra la Lazio di Daniele Chilelli, e appunto, come detto, viene da 3 vittorie nelle ultime 4, soprattutto l'ultimo successo 3-1 sul Cagliari con doppietta di Brenda Moreira e rete di Cecilia Barca, che ha dato, diciamo, importante slancio alla formazione biancoceleste in ottica playoff dopo un periodo difficile, soprattutto a inizio girone di ritorno. Ha rotolato il primo pallone con l'Audace Verona, che ha battuto il calcio d'inizio. Subito Melissa Barban che cerca il dribbling su Valentina Sicleri, l'esperta giocatrice con la maglia numero 5, ne ferma l'azione, mette in fallo laterale. Puttoff riceve da Greta Maretti la palla verso Melissa Barban, irraggiungibile per la numero 9, che dunque concede la rimessa dal fondo al team ospite, con Barca che ha ricevuto da Diana Monteiro, ha giocato verso Ilenia Moro. Brenda Moreira, Sicleri allarga nuovamente per Cecilia Barca, la palla verso Ilenia Moro, giovanissima, classe 2009. Subito titolare, lanciata titolare da Daniele Chilelli, che deve rinunciare ovviamente a Bettigna Costa, la migliore marcatrice della formazione capitolina. Subito Greta Maretti che prova l'azione senza riuscire a saltare la diretta avversaria. Greta Maretti fresca di convocazioni nazionali, anche di debutto. 2 convocazioni nazionali, la prima solo per uno stage, la seconda anche con debutto nell'amichevole contro l'Ungheria. La palla molto bella per Puttoff che non riesce a controllare, decide di non andare alla battuta rete. Gran lancio di Melissa Barban per il capitano rossonero, non ha calciato di prima intenzione, ha poi controllato aiutandosi però anche con un braccio, punito ovviamente dalla coppia arbitrale. C'è poi il fallo di
Cecilia Barca, la classe 99, danni di Luana Puthoff, e siamo a 2 falli già in questi primi 59 secondi di gioco, uno per parte. Il fallo di mano di Luana Puthoff e poi questo fallo invece conquistato dal capitano rossonero brasiliano con la spinta ai suoi danni di Cecilia Barca. 1-1 il conto dei falli, 0-0 ovviamente il punteggio che conta. Barca va a duello spalla contro spalla con Melissa Barban, gesto d'intesa tra le due, nulla ovviamente di scorretto, palla che rotola sul fondo. Il lancio di Barca un po' troppo frettoloso per Sicleri, ha capito tutto Melissa Barban che cerca lo scambio con Evelyn Maretti che calcia. Grande occasione in avvio di gara subito dopo meno di 1 minuto e mezzo di gioco per l'Audace Verona. Grande giocata di Evelyn Luana Tosetto che invece di chiudere il triangolo con Melissa Barban ha allargato sul lato debole, lato cieco, praticamente senza guardare, no look alle sue spalle per Maretti, che prima ha fintato il tiro portandosi palla sul mancino, ha calciato poi da ottima, favorevolissima posizione. È stata molto brava Diana Monteiro a negarle la gioia della rete. Sarebbe stata la 6ª stagionale per la classe 2001 ex Bagnolo. E si tratta della prima vera occasione da gol nella partita, escludendo il mancato tiro da ottima posizione di Puthoff in precedenza. Ottimo avvio dell'Audace Verona, formazione di Rossi che vuole appunto, come detto, blindare la salvezza. Oggi potrebbe essere matematica al termine di questa sfida, rendendo ininfluenti ai fini almeno dei giochi per evitare l'ultimo posto unico che porterebbe all'unica retrocessione prevista senza play-out quest'anno con la Serie A 12 squadre, appunto rendendo ininfluenti le ultime 2 giornate. Puthoff recupera palla, scambia con la neoentrata Natascia Barban che ha preso il posto della gemella Melissa in questo, dopo meno di 2 minuti e mezzo di gioco. Il primo cambio operato da Andrea Rossi. Maretti cerca la palla dall'altra parte verso Natascia Barban, anticipata da Sicleri, che però poi trova un malinteso con le compagne. Palla a metà strada tra Brenda Moreira e Cecilia Barca, e dunque si procederà a una rimessa laterale in favore dell'Audace Verona. La batterà Greta Maretti all'indirizzo di Luana Puthoff che allarga nuovamente da destra a sinistra per Natascia Barban. Dribbling verso l'interno, palla rischiosa per Maretti, attenzione che ha capito tutto Barca. Barca, palla dentro verso Brenda Moreira, anticipata all'ultimo da Evelyn nel contrasto, nel rimpallo. Tra l'altro l'ultimo tocco è proprio dell'ex Futsal Irpinia, Brenda Cassia Moreira Barbosa. Altro cambio per Andrea Rossi, esce proprio Evelyn, fondamentale, provvidenziale il suo intervento difensivo a negare una comoda conclusione a Brenda Moreira. Toccata dura nel contrasto, è uscita dolorante alla caviglia. Subentra Melissa Barban che aveva appena lasciato il parquet per far spazio alla gemella. Natascia è ora sul parquet, quindi assieme a Maretti, Puthoff e appunto a Natascia Barban torna Melissa Barban, oltre ovviamente a Marta Verdù. Grande giocata, attenzione di Melissa Barban, palla dentro con Moreira che anticipa le attaccanti rossonere, poi Sicleri che perfeziona il disimpegno proprio con l'aiuto della 13. L'ultimo tocco poi è di Melissa Barban, giocata intelligente, saggia da parte di Valentina Sicleri, giocatrice esperta, classe 89, ex tra le altre Olympus Roma, Pescara e Futsal Salinis, ma una vita ormai in biancoceleste, così come una vita lei senza mai cambiare casacca l'ha vissuta appunto in biancoceleste. Cecilia Barca che riceve proprio da Valentina Sicleri, scambiano le due fedelissime laziali. Palla dentro per Brenda Moreira in posizione di pivot, spalla alla porta, alle sue spalle Puthoff che va a contendere il pallone, vince poi però una serie di rimpalli Brenda Moreira, fermata dalla connazionale Puthoff nuovamente dopo aver vinto un rimpallo anche con Greta Maretti. Ottima giocata coriacea da parte di Brenda Moreira, ex dicevamo Futsal Irpinia e oltre a questo anche Fasano e Bitonto, esperienze in terra pugliese. Palla ancora per Brenda Moreira che scambia con Sicleri che calcia, trova il palo, ancora Brenda Moreira che questa volta calcia a lato sul fondo. Grande occasione anche per la Lazio, bello scambio nello stretto e sapiente lavoro spalle alla porta da parte di Brenda Moreira che ha ceduto, ha scaricato per l'arrivo a rimorchio di Valentina Sicleri, il cui tocco con la punta del piede destro ha
ha trovato la base del palo alla destra di Marta Verdù, che pure in scivolata, diciamo, cercando l'intervento con il piede non è riuscita ad arrivare. Palla sulla base del palo, palo interno. Molto sfortunata la formazione di Chilelli in questo caso. Attenzione alla palla persa da Maretti in zona potenzialmente rischiosissima, non riesce però a ripartire e a perfezionare la ripartenza. La Lazio con dall'altra parte ancora Maretti, che riceve da Puttoff, cerca poi un tiro cross da posizione defilata sull'uscita di Monteiro, che le tocca il pallone, lo mette in corner. Partita comunque godibile in questo avvio di gara. 15 minuti e 43 secondi al termine per 0-0 tra Audace Verona e Lazio, con due grandi occasioni da una parte e dall'altra. Non riescono invece a scambiare sugli sviluppi del corner Puttoff e Maretti. Azione che sfuma, si ripartirà con il rinvio dal fondo da parte di Diana Monteiro. Dicevamo un'occasione chiara per parte, il tiro di Maretti da ottima posizione su grande assist illuminante da parte di Evelyn Luana Tosetto e la bella parata di Monteiro. Dall'altra parte il palo di Sicleri e sulla respinta, sul rimbalzo, Brenda Morera, che ha calciato da posizione leggermente defilata ma comunque invitante sul fondo. Sicleri 5 gol fin qui in stagione. Brenda Morera invece è la seconda miglior marcatrice biancoceleste con 12 reti, davanti a Barca con 11 e dietro solamente a Bettigna Costa con 13. Bettigna Costa mattatrice della gara d'andata, 6-3 al Palatorrino di Roma con 4 reti realizzate. Riceve Verdura, coglie, lancia Natascia Barman, palla per Melissa che spara addosso a Monteiro e poi recupera palla, la cede a Maretti che calcia nuovamente, questa volta fermata da Barca in rimessa laterale. Grande occasione per l'Audace Verona in ripartenza. Verdua ha raccolto il pallone, ha lanciato direttamente per Natascia Barban, che ha ceduto molto bene alla gemella compagna Melissa, che arrivava sul secondo palo da sinistra del fronte offensivo rossonero. Maretti invece calcia ora alto sulla trasversale della porta difesa da Monteiro. Monteiro ancora decisiva per la seconda volta in questa partita, sbarrando la strada, negando la gioia del gol. Sarebbe stato il settimo stagionale a Melissa Barban. Natascia e Melissa Barban, le due migliori marcatrici rossonere con 6 reti a testa. Vicina al settimo Melissa su assist proprio di Natascia. Grande occasione per l'Audace Verona, la seconda della gara dopo quella per Greta Maretti. Dicevamo invece il palo di Sicleri e la ribattuta sul rimbalzo fuori da parte di Brenda Morera. Rientra sul parquet Evelyn Luana Tosetto, che quindi ha recuperato dalla botta ricevuta poco fa. Il lancio di Puttoff che cercava di premiare la fuga in banda sinistra di Melissa Barman. Ha capito tutto Barca, ha recuperato però nuovamente palla l'Audace con Maretti. Gioco di gambe, gioco poi con la suola, e nega però lo spazio per la giocata Brenda Morera in ripiegamento difensivo. Melissa Barman calcia, grande parata ancora della miglior giocatrice in campo fino a questo momento, Diana Monteiro, terza grande parata della sua partita, questa volta con ottimo riflesso, anche perché ha visto sbucare il tiro, il destro raso terra di Melissa Barban all'ultimo. Tra l'altro destro molto ben indirizzato, oltre che improvviso, potente e appunto sbucato da una serie di gambe. Ottima parata del portiere classe 98 Diana Monteiro, uno dei tanti nuovi arrivi nell'estate alla corte di Daniele Chilelli. Oltre a lei Jennifer da Silva Machado, che però dopo la prima parte di stagione ha cambiato nuovamente casacca accasandosi al kick-off, e altre come appunto Bettigna Costa, Brenda Moreira, Alessia D'Alessandri e Sara Riccio, entrambe dal tiki-taka, e un'altra giocatrice che poi a metà stagione ha già cambiato, Barbara Masaro, che era arrivata in estate dal Pero. Torniamo in cronaca, sono passati esattamente 6 minuti, entriamo nel settimo, 14 minuti esatti al termine del primo tempo, 0-0 tra Audace Verona e Lazio, con diverse occasioni però da una parte e dall'altra in questo avvio di gara. Attenzione a Maretti che ha un po' di spazio, Maretti va a calciare, era riuscita ad arrivare su un pallone che inizialmente non era diretto a lei, è riuscita ad arrivare prima che il pallone potesse rotolare oltre la linea laterale del campo, calciando però poi in diagonale con il mancino lontano dai pali della porta, difesa fin qui alla grande da Diana Monteiro. Barca riceve da Sicleri, cede nuovamente a Sicleri, palla a spalla alla porta, pallone ben giocato da Claudia Ruffini, ancora a Sicleri che riceve da Conticelli, cerca il dribbling con Evelyn che
in modo comunque corretto la sbilancia e non ne permette di tornare sul pallone prima che questi abbia attraversato, superato la linea laterale del campo. Rimessa laterale dunque in favore dell'Audace Verona, che ha già riguadagnato la metà campo offensiva, quella difesa dalla formazione biancoceleste, che sta difendendo appunto ora dall'azione dell'Audace Verona, dal contrasto e dall'anticipo di Conticelli su Natasha Barban. Il pallone che si è impennato ha colpito una trave del soffitto del palo Lupatotina. Rimessa laterale per l'Audace Verona, che ha provato poi l'azione senza successo. Ha già recuperato con Maretti in anticipo su Siclari, che cede all'indietro da Evelin. Natasha Barban, Putov ancora verso Maretti, che cerca il dribbling, lei a toccare per ultima dopo una serie di rimpalli tra Maretti, Siclari e pure Cecilia Barca. E dopo 12 minuti, o meglio 12 minuti e 50 secondi dal termine, dopo 7 minuti e 10 secondi dall'inizio della gara, sempre sullo 0-0, è per la Lazio la rimessa laterale. Conticelli, Barca cerca la fuga e cerca di saltare in velocità Natasha Barban, che però ha altre idee. Maretti cerca ancora la giocata, una delle più attive fin qui Greta Maretti, qui però va a perdere palla. Attenzione che può crearsi il 3 contro 1, stoppato immediatamente dall'ottimo, provvidenziale, tempestivo intervento difensivo da parte di Luana Putov, che è andata ad anticipare Claudia Ruffini, non permettendo dunque alla Lazio di creare la situazione, i presupposti del 3 contro 1. È stata sul parquet anche Irene Pantano, palla cercata da parte di Ruffini, uno scambio, diverse rotazioni, diversi cambi, soprattutto da parte di Daniele Chilelli allo starting five, almeno al quartetto di movimento di partenza. Cambio anche ora per Andrea Rossi, che va ad inserire per la prima volta in questo pomeriggio al palla Lupatotina Eleonora Zandonà, classe 2004, che subentra a Greta Maretti. Pantano verso Barca, il pallone poi verso Ruffini, che controlla bene, non riesce però a girarsi e ad ultimare la giocata per l'intervento, come sempre molto puntuale in fase difensiva da parte di Luana Putov. Barca, Pantano, la palla verso Conticelli, che rischia un po' sulla pressione di Natasha Barban, che avrebbe poi potuto involarsi dalle parti di Monteiro. Non riesce a ripartire però l'Audace, che recupera però ora palla e riorganizza l'azione offensiva. Putov chiama a salire le compagne, cede sulla destra Zandonà col mancino, di nuovo all'inizio da Putov, che perfeziona il giro palla andando a sinistra da Evelin. Controllo prima arretrato, poi un po' pasticciato, perde metri, perde l'abbrivio giusto per la giocata. Zandonà quasi in fase di surplus cerca di saltare Conticelli, senza fortuna, ma tornando comunque in possesso di un pallone sporco. Putov attende il movimento di Evelin, che calcia benissimo verso il primo palo, e c'è un'altra parata, la quarta importante di giornata in meno di un quarto di gara, in meno di metà tempo, per Monteiro, che poi va anche a fermare Putov, la palla dentro. Non c'è nessuna giocatrice rossonera. Difesa della Lazio però ancora un po' svagata e molto in sofferenza. Zandonà calcia, questa volta è Conticelli ad allontanare, un pallone che questa volta fa da attraversare le travi del soffitto del palla Lupatotina senza toccarle, anche se comunque non cambia la sostanza. Sempre rimessa laterale per l'Audace Verona, dopo davanti alla panchina di Daniele Chilelli, che si sta impegnando per chiamare a una maggiore attenzione le proprie giocatrici. Conticelli prova ad interrompere il forcing rossonero con il break offensivo. Pantano all'indietro da Ruffini, che allarga per Barca. Barca palla sul destro, lo allarga per Pantano, ancora all'indietro da Cecilia Barca. Ruffini cerca di azionare il mancino, non trova spazio, torna indietro da Barca. Ancora Barca che cerca la giocata, il tocco di Evelin in fallo laterale ad un secondo da metà della prima frazione, 10 minuti e un secondo al termine del primo tempo. 0-0 tra Audace Verona e Lazio. Sul punto di battuta della rimessa Conticelli, che lascia spazio a Barca, che va a calciare
senza però inquadrare la porta. Ovviamente non sarebbe stato gol senza una deviazione. In ogni caso il problema non si pone perché palla ha nettamente sorvolato la trasversale della porta difesa da Verdú, portiere spagnolo che ha già toccato per Puthoff. Melissa Barban, la palla lungo linea per Evelyn che riesce ad evitare che il pallone esca, perfeziona anche il dribbling, mette dentro per Melissa Barban che non riesce a coordinarsi. Non deve intervenire questa volta Montero, interviene direttamente la difesa davanti a lei ad allontanare in fallo laterale, già battuto Puthoff. Melissa Barban attraversa il campo prima con la corsa e la conduzione, poi col passaggio verso Maretti che rischia sulla pressione di Moreira, riesce comunque a restare in possesso della palla, sarebbe potuto involarsi l'ex Irpinia per andare poi dalle parti di Verdú. Lo scambio tentato, cercato tra Puthoff e Evelyn non viene ultimato, il pallone di ritorno della 77 verso la 3 troppo forte, troppo lungo, pur impegnandosi il capitano rossonero non riesce a tornare sul pallone. Rimessa laterale per la Lazio, già battuta da Pantano, poi Siclari, poi Barca. Palla verso Brenda Moreira, sempre con l'ottimo lavoro spalla alla porta, lavoro che ha portato all'unica vera occasione dell'Audace della Lazio, calcio a 5 in questa partita finora, con il palo colpito da Siclari e la ribattuta poi fuori di Brenda Moreira. Un po' di spazio la numero 18, entrata sul parquet da pochi secondi, Sara Riccio, 2005 ex Tiki Taka, come detto in precedenza uno degli arrivi, dei due arrivi dalla società abruzzese della scorsa estate, assieme a lei Alessia D'Alessandri, classe 2004, che invece deve ancora giocare qualche minuto in questa partita. Allontana la difesa rossonera dalle parti però di Monteiro, c'è solo lei, il lancio lungo con Puthoff che allontana di testa, prova ad involarsi Natasha Barban che per un attimo stava tornando sul pallone solo brevemente toccato e allontanato in scivolata da Siclari, palla che poi però si allunga verso Monteiro, rischia poi l'autorete Maretti anticipando Verdú, anticipando soprattutto Brenda Moreira, mettendo in corner, palla che si impenna e va a sorvolare la traversa, calcio d'angolo, lo batterà dal lato destro del proprio fronte offensivo la Lazio. Se ne incarica la numero 13 Brenda Cassia Barbosa Moreira, che lascia però poi a Pantano. Ha già cominciato il conto l'arbitro, il tiro da parte di Siclari, c'è una deviazione credo di una giocatrice di movimento, non di Marta Verdú, in fallo laterale dal lato opposto, questa volta dal lato sinistro del fronte offensivo biancoceleste. Se ne incarica Pantano che va all'indietro direttamente da Siclari, si alza su dell'impressione Puthoff, costretto a tornare all'indietro da Monteiro, la numero 5. La palla poi di Monteiro molto buona verso il secondo palo per l'avvitamento di testa, una giocata più da calcio a 11 che da futsal da parte di Brenda Moreira, che ha comunque sfiorato la porta di Verdú. La posizione defilata ma comunque non male, diciamo abbastanza invitante. Verdú guadagna metri, lancio verso Natasha Barban, impossibile per raggiungere il pallone. Monteiro raccoglie, cerca direttamente la conclusione, la porta a porta, aveva però riguadagnato i pali Verdú senza problemi a allontanare. Attenzione a Moreira che recupera palla, Moreira 1 contro 1 con Puthoff, Moreira si porta il pallone sul mancino, calcia a lato. Importante azione della Lazio con Moreira che ha raccolto direttamente l'errato retropassaggio da parte di Natasha Barban, ora richiamata in panchina da Andrea Rossi, tecnico rossonero ex Cornedo, che ha chiamato di nuovo in panchina per reinserire Evelyn, Luana Tosetto, Natasha Barban. Moreira appunto dicevamo che ha raccolto il retropassaggio errato della 26 rossonera, ha puntato Puthoff, si è portata il pallone sul mancino, ha calciato però sul fondo, fuori misura, non è dovuto intervenire Verdú. Il lancio lungo la linea laterale del campo da parte di Pantano che intendeva raggiungere, servire Sara Riccio, anticipata in un primo tempo da Melissa Barban che poi però non riesce a tenere in campo il pallone. Barca riceve da Riccio, va da Siclari, centralmente per Moreira, spalla alla porta, difende il pallone, è lei poi l'ultimo a toccarlo sulla pressione di Puthoff, anzi no, il secondo arbitro
scusate, crescenti di Vicenza, va ad indicare che la rimessa laterale è per la Lazio. 7 minuti e 5 secondi al termine del primo tempo, quel palo Lupatotina, sempre 0-0 tra Audace Verona e Lazio Calcio 5. Monteiro esce dai pali, esce dall'area di porta, palla lunga, attenzione al colpo di testa di Brenda Moreira, ci mette una pezza Verdù con grande riflesso, ancora Siclari a spazio, cerca la giocata, non avrebbe raggiunto Riccio, interviene comunque Melissa Barban, non aveva visto che ormai l'avversario non sarebbe potuto arrivare sul pallone. Rimessa laterale in zona offensiva per la Lazio, mette dentro Barca, Barca ancora, prima cercando direttamente dalla battuta della rimessa laterale il tiro cross e poi al volo dopo la respinta breve, corta di Melissa Barban, il tiro che però si perde sul fondo. 0-0 a 6 minuti e 43 secondi dal termine del primo tempo tra Audace Verona e Lazio. Il primo time out chiamato da una delle due panchine. Andiamo dunque a leggere il quadro della 20ª giornata della Serie A Tesis 2025-2026 con le 3 partite giocate ieri, la vittoria del Bitonto 4-0 in casa del Montesilvano, 9-1 del imbattuto e mai nemmeno ha pareggiato CMB, 20 vittorie in 20 partite, matematicamente certo del primo posto, 9-1 sulla kick-off, 6-1 del tiki-taka sul campo del Cagliari. Oggi in contemporanea alle ore 16 entrambe le partite della domenica, 0-0 che vi stiamo raccontando tra Audace Verona e Lazio, 2-1 momentaneo della Women Roma sulla femminile Molfetta. A chiudere il quadro giovedì 2 aprile alle 20 Ocasa Falconara Soccer Altamura, rinvio della partita delle Citizens per l'impegno in European Women's Futsal Tournament a Fafè in Portogallo. La formazione di Giulia Domenichetti ieri sconfitta in semifinale 6-2 dalle spagnole del Fuzzi Atletico Navalcarnero. Oggi terzo quarto posto, finalina per il terzo quarto posto contro le polacche del Gorzno Novi Svit. Spero di averla pronunciata in modo quantomeno decoroso, decente. Appunto terzo quarto posto per la formazione marchigiana. Dicevamo poi il prossimo turno sarà la 21ª, decima di ritorno, penultima giornata, domenica 19 aprile con tutte le partite in contemporanea alle 18, ma avremo modo di presentare il quadro anche del prossimo turno in chiusura di cronaca, ovviamente. Rientrano le squadre sul parquet per questi ultimi 6 minuti e mezzo, poco più di primo tempo. Attenzione alla giocata di Melissa Barban che salta, la grande Siclari calcia verso il primo palo, altra grande parata di Monteiro. Mi sento di definire per il momento senza alcun dubbio la migliore in campo. Va a complimentarsi con lei anche Melissa Barban. Bella la giocata della 9 rossonera, a saltare con un tocco morbido Siclari, a portarsi il pallone sul destro, a calciare bene, forte, preciso anche verso il primo palo. Monteiro però le ha detto di no anche in questo caso. Evelyn, Melissa Barban, Puttoff, Maretti, occhi negli occhi con Siclari, Maretti calcia in due tempi senza problemi Monteiro, che ha visto di peggio in questo primo tempo. Brenda Moreira salta Puttoff, almeno diciamo la supera in velocità, rientra però molto bene la numero 3 rossonera a mettere il pallone in calcio d'angolo sul tentativo di cross, di suggerimento centrale da parte di Brenda Moreira. Calcio d'angolo per la Lazio. Siclari riceve da Barca dopo il velo di Moreira, calcia però alto sulla traversa, un po' troppo frettolosa forse la giocata poi di Verdù con le mani a lanciare Puttoff, anche se è una soluzione che più volte abbiamo visto adottata dalla squadra di Andrea Rossi in queste ultime partite, soprattutto quelle casalinghe. Guadagna rimessa laterale poi l'Audace con Evelyn, ha battuto il fallo laterale Maretti per Puttoff e poi Melissa Barban. Maretti, dribbling a rientrare sulla pressione di Riccio. Puttoff nuovamente a destra da Melissa Barban, gioca il pallone a lungo con diversi movimenti, anche scambi di posizione tra le giocatrici in campo. L'Audace Verona prova a muovere la difesa laziale. Attenzione a Maretti, Maretti tu per tu con Monteiro, Maretti con il tacco va a scarabocchiare la conclusione. È stata brava comunque Monteiro ad alzarsi, a togliere spazio, a togliere luce alla giocata della ex Bagnolo. È proprio Monteiro ora che va a ricevere da Riccio il lancio proprio del portiere classe 98.
un po' con il petto, un po' con la spalla Melissa Barban in fallo laterale, di cui si incaricherà Barca, che tocca breve per Siclari, ancora da Barca, palla centrale per Brenda Moreira. L'ultimo tocco, se non vado errato, è stato di Luana Puttov in fallo laterale dal lato opposto, lato destro del fronte offensivo biancoceleste, poco oltre la panchina rossonera, sotto gli occhi di Andrea Rossi. Riccio, Siclari di prima, anche qui forse un po' troppo di fretta, poteva anche aggiustarsi il pallone con un tocco e un controllo in più. Calciato ben lontano dalla porta, difesa da Verdù, che ha già toccato per Puttov. Evelyn punta Barca, cerca il dribbling a rientrare, torna indietro dalla connazionale Luana Puttov, ancora Maretti, dribbling e poi palla dentro, cogliendo però in controtempo Natasha Barban, che stava facendo il movimento verso la porta, verso il secondo palo. Palla troppo arretrata da parte di Greta Maretti. Barca, Siclari, palla lunga verso Moreira, che va anche ad anticipare Pantano, buon tocco della 13, che poi però tocca troppo debolmente verso Cecilia Barca, anticipata da Maretti. Moreira poi recupera difensivamente, va a toccare il pallone in pressione su Puttov. È proprio lei, proprio Puttov, a toccare all'indietro sulla rimessa laterale per Evelyn. Ultimi 4 minuti del primo tempo, 0-0 tra Audace Verona e Lazio. Riceve Natasha Barban, si gira bene difendendo il pallone sulla pressione di Pantano. Ancora Maretti, palla sul mancino, Maretti dentro. Cercava il suggerimento in orizzontale per il movimento centrale da parte di Evelyn. In scivolata Siclari a mettere in corner. Calcio d'angolo dal lato sinistro del fronte offensivo rossonero. Prende il carico Evelyn, che tocca per Maretti, che ha cercato forse con un braccio di deviare in porta, sarebbe stata porta sguarnita. Verdù va ad evitare il corner, a concedere solamente la rimessa laterale, anche se non cambia molto la sostanza, perché si tratterà di una rimessa laterale molto vicina all'incrocio delle righe. Occasione poco fa per l'Audace, dunque, con il corner ben battuto da Evelyn. Maretti aveva eluso i meccanismi difensivi laziali, senza però riuscire a coordinarsi per depositare in porta. Calcia Barca! E Cecilia Barca, 3 minuti e 35 secondi dal termine del primo tempo, porta avanti la Lazio 0-1 al palla Lupatottina. Grande giocata da parte di Cecilia Barca, forse troppo tempo, troppo spazio per sistemarsi il pallone sul destro, andare a calciare però molto bene, potente e preciso verso il palo lontano, a mezza altezza ma irraggiungibile per Marta Verdù. Pallone tra l'altro forse sbucato all'ultimo. E dunque Cecilia Barca con il 12° gol della sua stagione. L'altro, se non vado errato, sono 7 partite consecutive a segno per lei, facendo un rapido conto dalla partita persa in casa 4-3 contro il Molfetta. Sono 7 gol consecutivi in 7 giornate consecutive, anzi più di 7 gol, perché ci sono state anche delle marcature multiple, un tripletto e una doppietta, ma possiamo dire 7 partite consecutive a segno per la giocatrice classe 99, che appunto corona, meglio continua la sua ottima stagione più che positiva con il 12° gol in campionato. Soprattutto porta in vantaggio la formazione di Chilelli dopo, nel corso del 17° minuto, a 3:35 dal termine del primo tempo. Audace Verona 0, Lazio 1. Cecilia Barca, vantaggio un po' sorpresa forse per quanto visto negli ultimi minuti, non meriterebbe lo svantaggio l'Audace, anche se la Lazio forse negli ultimi minuti aveva alzato il proprio baricentro dopo aver sofferto soprattutto nella prima fase del primo tempo, tenuta a galla dalle ottime parate ripetute anche di Diana Montero, il proprio portiere. Barca, palla per Siclari, ottimo inserimento, centralmente va a tagliare, palla dentro per palla, o meglio laterale per Pantano, che poi mette dentro per Brenda Moreira, tiro cross che si perde sul fondo
Verdù raccoglie, appoggia per Puttoff e chiama all'attenzione, alla carica le compagne, forse rischiano forse di demoralizzarsi dopo un ottimo primo tempo sotto, in modo un po' immeritato e soprattutto sorprendente. Brava Evelyn ad evitare la fuga da parte di Moreira. Il tiro poi di Melissa Barban, fermata come sempre dalla grande attenzione difensiva di Valentina Siclari, che in scivolata le mette il pallone in fallo laterale. Palla dentro di Puttoff, colpisce proprio Siclari, torna in possesso di palla, allarga per Melissa Barban, ancora da Puttoff, si alza su l'impressione proprio Siclari, allarga per Evelyn, ancora Evelyn, si dà l'impressione che stavolta Barca può tornare da Verdù, lo fa, guadagna un po' di metri il portiere spagnolo, che poi però va a servire in modo impreciso Maretti. Ha comunque recuperato palla l'Audace Verona, ultimi 2 minuti, rischia, attenzione a Pantano che recupera palla su Maretti, cerca poi il suggerimento per Cecilia Barca, in anticipo Evelyn Luana Tosetto, anche lei ha Luana nel nome, Evelyn. Palla cercata da parte di Siclari, Moreira recupera, calcia, molto brava però in azione difensiva Melissa Barban. 1 minuto e 47 secondi, mancano 107 secondi al termine del primo tempo. Lazio che cerca il raddoppio, Moreira va un po' a scarabocchiare la giocata e poi il tentativo di lancio da parte di Monteiro verso Siclari è irraggiungibile per la 5 laziale, che ora guadagna la panchina. L'ha guadagnata anche Brenda Moreira per l'ingresso in campo di Ruffini e Conticelli assieme a Barca e Pantano, a completare poi ovviamente con Monteiro il quintetto di Chilelli per questi ultimi 80 secondi di primo tempo. Puttoff riceve da Maretti, prova a puntare, a portarsi il pallone sul mancino, a calciare in diagonale, ha capito tutto Ruffini che ha messo in fallo laterale dalla sinistra del fronte offensivo rossonero. Ancora Puttoff che lascia spazio a Maretti che va a colpire in pieno Barca e chiede scusa, anche se ovviamente non c'era nessuna intenzione di colpirla. Ancora Puttoff, un tiro che poteva diventare ovviamente dal rimessa laterale un assist per Melissa Barban, che aveva fatto il movimento sul secondo palo, ha deviato la sempre attentissima Monteiro. Palla dentro, ancora attenzione a Melissa Barban che calcia, ancora Monteiro, decisiva, grande parata ancora nel traffico dopo il tentativo di Melissa Barban, l'ennesimo della sua partita, una delle più pericolose e più intraprendenti nel primo tempo dell'Audace Verona, sempre però fermata e stoppata da Diana Monteiro, davvero senza ombra di dubbio la migliore in campo di questo primo tempo. Almeno 6-7 parate decisive, sempre molto attenta, molto presente, anche utile in fase di disimpegno, in fase di costruzione della manovra, con questi lanci che ora rischia un po' di concedere il contropiede, poi preferisce allontanare. Se lamenta un po' Chilelli in questo caso, ma sicuramente non si può muovere alcuna critica al primo tempo del suo estremo difensore. Evelyn Puttoff, ancora Melissa Barban all'indietro proprio dal capitano rossonero. Evelyn, su di lei pressione il capitano invece biancoceleste. Cecilia Barca, il tentativo ancora verso il secondo palo dove c'era a stazionare Zandonà, palla allontanata dalla difesa biancoceleste. Il tiro poi praticamente era un tiro quello di Verdù, fermato da Monteiro, lo spazio per Conticelli che aveva forse anche lo spazio per puntare la porta e andare a calciare, già praticamente mai pensato, ha ragionato unicamente sull'assist, sullo scarico sulla destra per Pantano, operandolo però anche fuori misura in controtempo rispetto al movimento della compagna. Finisce qui il primo tempo, prima frazione di gioco al Pala Lupatotina, che si chiude con la Lazio calcio a 5 in vantaggio 1-0 sull'Audace Calcio a 5 Verona. La rete al 17esimo di Cecilia Barca per il vantaggio appunto parziale nella formazione di Daniele Chilelli, con quella invece di Andrea Rossi chiamata a reagire e a rientrare in partita nella ripresa.
A tra poco ovviamente per il secondo tempo qui dal Pane Lupatotino.
Bentornati in diretta dal Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto, dove Audace Calcio 5 Verona e Lazio Calcio 5 sono pronte a dare il via alla ripresa delle ostilità. Primo tempo che si è chiuso con il vantaggio esterno della formazione di Daniele Chilelli 1-0 per effetto della rete realizzata al 17esimo da Cecilia Barca, con un bellissimo destro dalla media distanza che ha sorpreso Marta Verdù, che probabilmente ha visto partire all'ultimo il pallone, il tiro, dopo diverse occasioni collezionate anche dall'Audace Verona, in particolare con Melissa Barban, più volte fermata dalle ottime parate dell'estremo difensore biancoceleste Diana Monteiro, credo indubitabilmente la migliore in campo nel corso della prima frazione di gioco. Dunque Audace Verona chiamata a reagire, a tornare in partita nel corso della ripresa. Con 3 punti oggi la formazione di Andrea Rossi sarebbe matematicamente salva dopo la sconfitta di ieri del Montesilvano in casa contro il Bitonto. Montesilvano ancora ferma a 2 punti, andando a 9 Audace Verona con 2 sole partite ancora da giocare. Andrebbe a appunto rendersi irraggiungibile per la squadra abruzzese. Torniamo comunque a raccontare la cronaca del match, con la Lazio ovviamente che non può essere d'accordo con i piani della formazione veronese, soprattutto perché cerca di blindare o di ipotecare. Attenzione a Sicleri che calcia, grande conclusione di prima intenzione, potente e precisa da parte della numero 5 biancoceleste, la deviazione di Evelyn che va a sostituirsi a Marta Verdù. Concede il corner alla Lazio, dicevamo Lazio che cerca di blindare l'8° posto, meglio i primi 8 posti, andando a dare al 7° posto in solitaria. Palla per Barca che va a calciare, cercare la doppietta, ha allontanato questa volta Evelyn, poi va a spingere energicamente ma in modo corretto, regolare l'avversaria, andando a sbilanciarla e guadagnando la rimessa laterale. Già ripartita l'Audace Verona con Melissa Barban che cerca la verticalizzazione per Evelyn, recupera Maretti, palla ancora per Barban, poi Evelyn, Puttoff allarga tutto per Maretti, palla troppo lunga, irraggiungibile per la 21 rossonera, e dunque sfuma una invitante, interessante azione per l'Audace Verona, ora costretta a tornare in fase difensiva. Ha cercato subito l'immediata verticalizzazione Sicleri per Brenda Moreira, ancora Sicleri, ancora da Brenda Moreira, controlla Alex Irpinia, torna dalla numero 5, allarga per D'Alessandri, attenzione ad D'Alessandri che ha un po' di spazio, D'Alessandri non riesce però a tornare in possesso del pallone e favorisce l'uscita di Verdù che rilancia verso Barban. Melissa ha capito tutto Sicleri, break ancora per Moreira che calcia sotto le gambe di Verdù, un palla però che va a depositarsi, possiamo dire, sull'esterno della rete dalla parte sbagliata del palo. Lazio con questa velocissima azione sull'asse Sicleri-Brenda Moreira, vicina al raddoppio. È entrata dunque sul parquet anche Alessia D'Alessandri, classe 2004, appunto una delle 2 giocatrici arrivate la scorsa estate in biancoceleste dal Tiki Taka, lei appunto assieme a Sara Riccio. D'Alessandri che non avevo mai visto impiegata nel corso del primo tempo, già in avvio di ripresa sul parquet. Se non vado errato, D'Alessandri aveva trovato il primo gol in carriera in Serie A lo scorso anno, appunto con la maglia del Tiki Taka. Spero di non ricordare male e di darvi una notizia sostanzialmente errata. Proprio contro l'Audace Verona, la sua prima rete in Serie A. Quest'anno non invece ancora realizzato gol la giovane calcettista, appunto ex Tiki Taka. Sicleri riceve da Monteiro che va raccolto senza problemi il tentativo un po' velleitario da parte di Greta Maretti. D'Alessandri allarga per Barca, palla che si impenna, brava Brenda Moreira a capire e a anticipare la giocata e a fermare
il recupero di Maretti, la palla di Monteiro, velenosa dalle parti di Verdù, sbucciata da Putov, che poteva diventare davvero letale per la difesa rossonera. Raccolto comunque l'estremo difensore spagnolo. Già ripartita l'azione dell'Audace, bel doppio passo di Maretti che salta da Alessandri, si allunga però poi il pallone, anticipata da Siclari, agganciata da Evelyn, probabilmente un fallo che a mio avviso avrebbe meritato il cartellino giallo, non tanto nelle intenzioni, sicuramente non un fallo volontario e cattivo, ma quantomeno per la giocata importante e interessante che è andata ad interrompere, con Siclari che aveva saltato netto il numero 77 dell'Audace Verona e avrebbe potuto portare e condurre una interessantissima ripartenza. Barca si alza in pressione proprio su Evelyn, fermandone l'azione, concedendo solamente la rimessa laterale dal lato sinistro del fronte offensivo rossonero. Battuta sull'asse brasiliano Evelyn Putov, anzi no, Evelyn che gioca in avanti per Melissa Barban, che tocca indietro da Putov. Maretti, palla sul mancino Maretti, capiscono tutto Brenda Moreira e Siclari in raddoppio, che vanno a fermare l'azione del numero 21 ex Bagnolo. E ora Evelyn, dopo pochi secondi, va a commettere un altro fallo, ancora fermando una buona ripartenza biancoceleste. Questa volta Crescenti, il secondo arbitro a sezione di Vicenza, non può far altro che estrarre il primo cartellino giallo della partita all'indirizzo di Evelyn Luana Tosetto. Putov che va a colpire in pieno un soccorritore delle cui condizioni va a sincerarsi direttamente mister Andrea Rossi, un grande spirito cavalleresco. Tutto bene, nessuna conseguenza per il ragazzo. Poi ci prova Brenda Moreira direttamente al volo sulla battuta della rimessa laterale da parte di Siclari, con palla che si impenna e va a oltrepassare la porta e andare alta sulla traversa della porta difesa da Verdù. Putov riceve da Maretti e smista per Evelyn, palla però sbagliata, passaggio facile, comodo per Melissa Barban. Adesso di stizza con rabbia verso se stessa da parte di Evelyn. Siclari riceve da Barca, va a servire proprio nuovamente la compagna, il capitano della squadra capitolina. Fin qui match winner con la sua rete, attenzione ad Alessandri, a spazio ad Alessandri, fermata, e sarà calcio di rigore in favore della Lazio, con D'Alessandri che stava andando a calciare verso la porta difesa da Verdù da ottima posizione, agganciata da Melissa Barban, e all'improvviso dal nulla, un'azione un po' estemporanea, la Lazio va a conquistarsi il calcio di rigore comandato proprio da Crescenti, che ha visto e punito il tocco di Melissa Barban sul piede d'appoggio di D'Alessandri. Calcio di rigore dunque in favore della Lazio, che al quinto della ripresa ha la possibilità di raddoppiare. Calcio di rigore di cui va ad incaricarsi Valentina Siclari, che cercherà il sesto gol del proprio campionato. Siclari contro Verdù. Verdù per tenere in partita la propria squadra, Siclari per raddoppiare, parte Siclari che calcia, trova la conclusione potente, precisa sotto la traversa. Valentina Siclari, 2-0 Lazio. 15:45 dal termine del match, raddoppia con grande cinismo e grande capacità di concretizzare le occasioni create la Lazio di Daniele Chirelli. Rigore conquistato per fallo di Barban Melissa ai danni di D'Alessandri e realizzato da Valentina Siclari. Ora nuovamente un duello, l'ennesimo, meglio un ulteriore duello tra D'Alessandri e Melissa Barban. Recupera palla la giocatrice dell'Audace Verona, la stende trattenendola anche dalla maglia
l'ex tiki-taka che va a rimediare il cartellino giallo, secondo giallo nel giro di pochi minuti, il secondo giallo di tutta la partita, uno per parte, dopo quello a Evelyn Luana Tosetto, quello a Alessia D'Alessandri. Un giallo per parte, 2 reti invece da una sola parte per la Lazio. Attenzione al tiro di Natasha Barban, la deviazione, se non vado errato, era stata di Cecilia Barca che aveva spiazzato Diana Monteiro, palla che però si perde di poco a lato sul fondo, calcio d'angolo per la Dacia Verona, il tocco con la suola di Verdù per prolungare la traiettoria di Melissa Barban dal corner verso Natasha Barban, allontanata la difesa della Lazio. La Dacia Verona che ora deve dare tutto per rientrare in partita, per quantomeno rientrare velocemente, dimezzare il passivo nei prossimi minuti per poi giocarsi tutto nel finale. Dopo il gol di Barca nel primo tempo, attenzione al colpo di tacco di Evelyn direttamente dal corner battuto da Put, palla che però si perde sul fondo del lato opposto, ancora sfortunata ma comunque poco precisa la Dacia Verona in fase di finalizzazione, come avvenuto per tutto il primo tempo. C'è tanta sfortuna ma c'è anche tanta imprecisione per quello che è il peggior attacco della Serie A Tesis. Dacia Verona 0, Lazio 2, appunto nel primo tempo Barca al 17esimo, nella ripresa al quinto su calcio di rigore Valentina Siclari per Barca, il 12esimo gol stagionale, per Siclari il sesto. Ancora Siclari che scambia proprio con Barca, le due giocatrici che stanno decidendo fin qui la gara. Calcia, respinge Evelyn, fallo laterale proprio davanti alla panchina di Andrea Rossi. Siclari ancora scambio con Barca, questa volta direttamente da Brenda Moreira, ancora Siclari, questa volta direttamente all'indietro da Diana Monteiro che guadagna qualche metro, poco prima della linea mediana del campo va praticamente a calciare in porta. Allontanato Melissa Barban, poi Evelyn, il break della giocatrice con la maglia numero 77, solito intervento decisivo di Valentina Siclari, un fattore davvero anche in zona difensiva, anche e soprattutto in fase difensiva. Il lancio poi scodellato da Verdù verso la neoentrata Natasha Barban, va ad uscire ora anche Evelyn Luana Tosetto, subentra e rientra sul parquet Greta Maretti, calcia bene poi Puttoff all'improvviso, però senza ancora una volta sorprendere Diana Monteiro che va con ottimi riflessi a respingere in corner già battuto ma fermato da Siclari che poi allarga sulla sinistra per Moreira che attende l'arrivo delle compagne. Serve all'indietro Barca che allarga sulla destra per Moro che va a controllare in qualche modo. Si lamenta Natasha Barban all'indirizzo di Crescenti che comanda e indica la rimessa laterale in favore della Lazio. Moro scambia con Barca, allarga per Siclari, un gran tiro davvero bello, forse era un tentativo di assist per la sovrapposizione, l'inserimento di Barca che ha scambiato poco prima con Moro. Ne viene fuori una conclusione bellissima a giro sul palo lontano che va a scheggiare l'incrocio dei pali, a Verdù battuta, davvero bello il tiro e la traiettoria assunta dal tiro di Siclari, vicino alla doppietta personale, vicino al 7° gol stagionale. Recupera palla Puttoff, impressione su Ruffini che poi va a recuperare su Maretti. Un pasticcio sfiorato da Melissa Barban e Verdù. Recupera palla poi Natasha Barban, molto brava Siclari, ancora Siclari 3 contro 2, allarga per Ruffini, Ruffini calcia, questa volta Verdù va a negare il tris alla Lazio. Grande giocata ancora una volta di Siclari, break e trasformazione dell'azione da difensiva a offensiva. Allarga per Ruffini che va a murarsi, ad aversi murato il tentativo da parte di Verdù. Brava ora anche a respingere la conclusione di Moro, Ilenia Moro, giocatrice classe 2009, giovanissima.
scambio ancora Moro-Barca, Sicleri, ancora la stessa giocata di prima, Moro, Barca che le riceve il pallone, va ad inserirsi, a proseguire la corsa appunto per sovrapporsi nel mezzo spazio di destra. Prima ne è venuto fuori un tiro cross bellissimo da parte di Sicleri che ha scheggiato l'incrocio dei pali, questa volta palla che si perde ben più lontana dai pali della porta, difesa da Verdù in 2 occasioni, molto brava poco fa, nel giro di pochi secondi, a negare il tris alla Lazio, prima sul tentativo di Ruffini, poi su quello di Moro. Questa volta invece Monteiro ancora precisa, ancora puntuale a respingere la conclusione di Puttoff. Melissa Barban, ancora Puttoff, ancora Monteiro e poi Maretti con il destro, piede non forte ma comunque capace di regalare gioie ai sostenitori rossoneri. Ancora Maretti, gran palla per Natasha Barban, ancora a sparare addosso a Monteiro, ancora audace Verona, incapace di realizzare, di finalizzare dopo tanta mole di gioco creata e tante occasioni create. Ancora 0 gol realizzati. Lazio Verona che però non può sempre solo lamentarsi e diciamo prendersela con la sfortuna. Ancora Maretti che ci prova, va a duello con Barca che la tocca sul piede d'appoggio, fallo secondo Crescenti. È stato quasi solo lui nella ripresa a prendere le decisioni. Quasi tutte le azioni fallose o comunque passibili di irregolarità sono svolte, sono avvenute dalle sue parti. Ricordiamolo a Terna, il primo arbitro è Giovanni Agosta di Rovigo, appunto il secondo Ignazio Crescenti di Vicenza, al crono Francesco Rimpici di Treviso. Terna tutta veneta oggi al Pala Lupatotina. 12 minuti e 4 secondi, audace alla disperata ricerca di un gol che potrebbe dare un senso diverso al suo pomeriggio e riaprire la sfida. Va a calciare Maretti, il tiro che non trova la deviazione di Pantano in barriera, unica giocatrice in barriera, e si perde sul fondo. Monteiro, lancio lungo verso Ruffini in anticipo, anzi verso Conticelli, in anticipo Puttoff, cerca di tornare sul pallone proprio il numero 4 biancoceleste, fermato nuovamente dal capitano rossonero. Rimessa laterale di cui si incarica Irene Pantano, la palla verso Barca che va a sbagliare il controllo, uno dei più facili controlli forse della sua carriera. Sta forse pensando già alla giocata da compiere successivamente, dimenticandosi del pallone. Sfuma l'azione dell'Audace Verona. Comunque altra ottima partita di Cecilia Barca, oltre ad aver sbloccato il match. Ancora Maretti, grande giocata e poi tracciante rasoterra verso il secondo palo. Riesce ad evitare che il pallone esca. Conticelli sotto gli occhi di Crescenti, si lamenta il pubblico chiedendo la rimessa laterale, ma la palla effettivamente non mi sembrava uscita. Maretti poco fa ha cercato il diagonale rasoterra come tiro cross, poteva essere un buon assist per Natasha Barban. Ha fermato tutto però Monteiro, ancora una volta decisiva. Guadagna poi la rimessa laterale Melissa Barban. Ora Crescenti che va a redarguire Conticelli, che non ha restituito immediatamente il pallone all'Audace Verona per ripartire e provvedere immediatamente la rimessa laterale. Maretti, 11 minuti al termine del match, attenzione a Melissa Barban in anticipo su Conticelli, fermata se non vado errato da Monteiro, che poi fa a travolgere Pantano, resta a terra lei. È stato un attimo di confusione e nessun tocco, comunque diciamo un contatto tra Monteiro, Conticelli e Pantano, nessun tocco però sul pallone che è rotolato direttamente in fallo di fondo. Dall'altra parte il tentativo sbilenco da parte di Cecilia Barca. Tra 53 secondi saremo alla metà esatta della ripresa, 3/4 di gara nel suo complesso, con l'Audace Verona sempre a rincorrere sotto di 2 reti contro la Lazio al Pala Lupatotina, che cerca di rientrare velocemente in gara. Maretti, palla dentro, buon passaggio filtrante per l'inserimento da parte di Melissa Barban, che però non può arrivare sul pallone. Rinvio dal fondo
Monteiro, palla lunga verso Ruffini, buon lavoro, spalla alla porta, sponda di prima per il rimorchio di Conticelli, anticipata da Evelyn, che concede comunque la rimessa laterale in zona offensiva dal lato destro d'attacco alla Lazio. Se ne incarica Irene Pantano, all'indietro da Conticelli, ancora lo scambio, ancora la sovrapposizione, ancora stavolta da Barca, non c'era Siclari a ultimare la giocata, più volte riproposta dalla formazione di Chilelli, il tiro poi di Maretti sporcato da Barca, che va ad impennarsi e ad alzarsi sopra la traversa della porta difesa da Monteiro. Si ripartirà dopo questo time out di 60 secondi dal calcio d'angolo in favore dell'Audace Verona. Andiamo a dare un'occhiata nel corso di questa sospensione ai parziali, al parziale anche sull'altro campo su cui si sta giocando. 3-1 per la Women Roma sul femminile Molfetta già salva dopo la sconfitta di ieri del Montesilvano. Dicevamo, adesso mi recupero un attimo i risultati, per cui 3-1 della Women Roma sulla femminile Molfetta. Femminile Molfetta comunque salva nonostante i 3 punti di penalizzazione. Comunque non sono 12 ma sono 9 i suoi punti, irraggiungibile per il Montesilvano, fermo a 2 sole gare dal termine della stagione dopo la sconfitta di ieri 4-0 in casa contro il Bitonto. Audace invece ancora raggiungibile per il Montesilvano. Se finisse così questo match resterebbe a 6 punti e dovrebbe andare a conquistarsi la matematica salvezza. Le ultime 2 partite di campionato non ci sarebbe nulla di deciso dopo questa gara. Ieri appunto le vittorie del Bitonto a Montesilvano, del CMB in casa contro la Kickoff e del Tiki Taka a Cagliari a chiudere il quadro. Giovedì l'Ocasa Falconara ospiterà il Soccer Altamura, perché appunto è stato il rinvio a giovedì della gara per l'impegno europeo dell'Ocasa Falconara. Palla dentro da parte di Evelyn, che non trova compagne pronte ad intervenire, palla decisamente fuori misura, quindi già battuto il corner, già riprese le ostilità. Lancio di Barca verso Ruffini, gran movimento davanti a Puttoff, gran controllo, appoggio per Pantano, il tiro, la deviazione, calcio d'angolo per la Lazio. Se ne incarica Cecilia Barca dal lato sinistro nell'attacco laziale. Barca all'indietro da Ruffini, il tiro, deviazione ancora da Ruffini, il pallone, questa volta tiro fuori misura, si perde sul fondo. Siamo esattamente a metà della ripresa. Puttoff, Evelyn ancora da Puttoff, che allarga sulla destra per Maretti. Maretti punta occhi negli occhi Pantano, la salta all'interno del campo, viene però fermata da Ruffini, recupera ancora palla con orgoglio Maretti, l'ultimo tocco è suo nel rimpallo con Ruffini, che poi va subito a raccogliere il fratino da Brenda Moreira, le cede il posto sul parquet. Brenda Moreira che va ovviamente ad occupare subito la zona offensiva, la zona di pivot, e ora va a raccogliere il pallone lanciato da Siclari, lo controlla bene, alle sue spalle Puttoff in pressione, non c'è fallo secondo gli arbitri, prova la fuga poi in zona offensiva Melissa Barban, grande palla per Puttoff che calcia senza però precisione, soprattutto potenza. Incredibile occasione fallita dall'Audace Verona in ripartenza, con una bella giocata con la suola da parte di Melissa Barban. Fallo poi cumulativo fischiato alla Lazio, che sale quindi a 3 nel conto delle irregolarità. 3-2 per la Lazio i falli in questa ripresa, 2-0 per il punteggio che conta sempre per la squadra di Chilelli. Pantano, giocata sterzata, Barca, gioco di gambe, fallo di Evelyn già ammonita, ma non è questo sicuramente un fallo che potrebbe portare alla seconda ammonizione della giocatrice ex Unidep Patobranco, classe 2003. Esce Cecilia Barca, entra sul parquet nuovamente Valentina Siclari. Conticelli, Pantano, Siclari e Brenda Moreira sul parquet, oltre a Monteiro per Chilelli. Puttoff, le 2 gemelle Melissa e Natascia Barban, Evelyn, oltre a Verdù per Andrea Rossi, ed è proprio Verdù ora però a cedere il posto a Greta Maretti, anzi no, bisogna aspettare, malinteso con la panchina. Comunque abbiamo capito, c'è Greta Maretti pronta ad entrare sul parquet in qualità di portiere di movimento per il power play
con cui Rossi cercherà di riaprire la gara in questi ultimi 8 minuti abbondanti di gioco. Riparte Melissa Barman allarga per Natasha in anticipo su Monteiro, che però nel frattempo è salita molto bene ed è andata a togliere luce, a togliere spazio alla numero 26 rossonera, dunque a concedere solamente il corner. Ottima uscita, ancora tempestiva, ancora con grande scelta di tempo del portiere classe 98 della Lazio. Ecco sul parquet Maretti e dunque l'Audace in 5 contro 4 con Maretti che occupa il mezzo spazio di destra per andare a giocare in superiorità e provare a riaprire questa sfida. L'Audace Verona, Evelyn ha un po' di spazio, Evelyn calcia, ha toccato Monteiro, calcio d'angolo dalla parte opposta, dal lato sinistro del fronte offensivo rossonero. Se ne incarica Natasha Barban dentro, direttamente dalle parti di Monteiro, che calcia, colpisce Barca che resta nella disponibilità del pallone, calcia anche lei, prova a trovare la porta rimasta sguarnita, senza fortuna, si salva l'Audace Verona, era rimasta ovviamente sguarnita la porta dopo l'intervento di Monteiro. Pantano, Siclari, rimpallo con Putto, l'ultimo tocco è della 5 biancoceleste e quindi rinvio dal fondo per Marta Verdú. Il lancio lungo del portiere spagnolo verso Natasha Barman, palla troppo lunga, quindi direttamente dall'altra parte per la collega Monteiro. Ancora Natasha Barban verso Melissa che tiene in campo il pallone, favorisce l'intervento di Putto, un po' di confusione ora, l'Audace Verona che cerca il momento giusto per inserire nuovamente Greta Maretti e poi su questo tentativo di disimpegno sulla pressione alta di Conticelli va a concedere il rimessa laterale Evelyn e poi sul tentativo di Siclari Barca per un pelo, per un attimo non trova la doppietta personale, allontana con un po' di affanno la difesa rossonera. 7 minuti e 40 secondi, l'Audace Verona che non è ancora riuscita a dimezzare il passivo dopo appunto il raddoppio maturato con il rigore realizzato da Siclari al quinto della ripresa. Proprio Siclari in scivolata, in precarie però condizioni di equilibrio, è andata a calciare il pallone che si è alzato sulla traversa. Il lancio di Verdú troppo lungo per Zandonà, Monteiro per Siclari, la sponda di prima verso Conticelli, recupera Barca, ancora da Siclari, fase della gara non particolarmente apprezzabile dal punto di vista stilistico e tecnico, un po' di confusione, un po' di contrasti e poco gioco, e lanci da una parte e dall'altra. Prova ora a rimettere un po' di ordine all'Audace e soprattutto a rimettersi stabilmente nella metacampo laziale grazie ancora a Greta Maretti, portiere di movimento. Puttoff allarga per Evelyn, ancora Puttoff, ora Maretti, palla sul mancino, Puttoff a spazio, Puttoff, palla a metà strada tra Maretti e Zandonà, soprattutto troppo arretrata per la 11 della formazione di casa. Evelyn poi con la testa ad anticipare Conticelli direttamente sul lancio di Monteiro. Passano però i minuti, 6:46 al termine. Lazio che senza particolari affanni, senza particolare sofferenza, sta portando a casa la partita. Audace che dopo un primo tempo con diverse occasioni da gol e diversi interventi decisivi da parte di Monteiro è riuscita nella ripresa a creare lo stesso numero di occasioni da gol. Un po' abbassata la produzione offensiva della formazione di Andrea Rossi, anche se ci prova ora Zandonà con questo tiro deviato, sporcato da una difendente laziale. Ha visto di peggio in questa partita ovviamente Diana Monteiro. E poi il tocco di mano di Melissa Barban, punito dagli arbitri con la quarta irregolarità dell'Audace Verona. 4 falli Audace in questa ripresa, 3 per la Lazio invece, ma soprattutto Audace Verona 0, Lazio 2, il punteggio che conta, quello dei gol. Siclari cerca la sovrapposizione di Barca, ha capito tutto
Evelyn che perfeziona alla grande disimpegno servendo Zandonà. Zandonà prova a mettersi in moto, Zandonà doppio passo, prima pressata alle spalle da Brenda Morera, poi fermata con la scivolata tempestiva dalla solita perfetta Valentina Siclari. Puttoff, Evelyn allarga per Maretti, aveva intercettato Siclari in un primo tempo, la porta sarebbe stata sguarnita, ora lo è ancora Moreira, forse è troppo presto, colpisce in pieno Puttoff favorendone il recupero palla. Fase davvero confusionaria della sfida, Zandonà servita da Puttoff, fa tutto il tempo per controllare il pallone, lo fa però malissimo e sfuma un'altra azione per l'Audace Verona. Barca, serve Siclari che guadagna la metà campo offensiva, allarga per Moreira, ancora la palla di ritorno, ci mette una pezza Puttoff. Evelyn, fase della gara davvero difficile anche da commentare, con continui capovolgimenti da una parte e dall'altra. Melissa Barban, ripiegamento difensivo in anticipare Pantano sul servizio di Barca e a favorire la presa di Verdù, scusate. Puttoff, Evelyn a scambiarsi ripetutamente il pallone per guadagnare metri, ancora Puttoff un po' di spazio, calcia con il mancino quando non hai però di spazio per andare verso i pali, ce n'è poco, con Barca che si è alzata in pressione su di lei. Guadagna comunque una rimessa laterale in zona offensiva l'Audace Verona, 4 minuti e 53 secondi. Puttoff larga per Maretti, non riesce nemmeno a sfruttare la superiorità numerica, il power play l'Audace Verona, che francamente in questo finale di gara pare quanto sfiduciata dopo aver giocato un ottimo primo tempo ed essere andata forse in quel momento, per quanto prodotto fino a quel punto, immeritatamente in svantaggio per effetto del gol di Barca. Nella ripresa l'Audace è sembrata un po' in difetto di fiducia, di autostima, soprattutto dopo aver subito al quinto il raddoppio con il rigore firmato da Siclari e poi ha faticato a creare i presupposti dalle parti di Monteiro per riaprire l'esito della sfida. Ci ha provato ora Pantano con un bel destro potente e ben indirizzato, su cui comunque si è prodotta in un ottimo intervento Marta Verdù ad alzare sopra la traversa. Calcio d'angolo dal lato sinistro del fronte offensivo biancoceleste, battuto proprio da Pantano, grande giocata, gran controllo a seguire di Siclari in uno spazio però davvero troppo stretto e troppo trafficato, palla che si allunga dalle parti di Verdù. Melissa Barban riceve da Natascia, cerca Zandonà che va a duello con Pantano, vince la giocatrice laziale e poi Ruffini a spedire direttamente in fallo laterale, rientra Greta Maretti al posto di Marta Verdù. Audace che però fin qui non ha ben sfruttato il 5 contro 4. Puttoff per Melissa Barban, ancora Melissa, Maretti cerca lo spazio, raddoppiata da Ruffini e Pantano. Puttoff chiude molto bene le linee di passaggio da Lazio, davvero masterclass difensiva della squadra di Daniele Chilelli, che ora va a chiamare anche la sospensione tecnica a 3 minuti e 46 secondi dal termine del match. Si gioca il suo time out, nel corso del primo tempo un solo time out, in questa ripresa invece uno per parte, entrambi chiamati. Andiamo a dare uno sguardo ai risultati. Ovviamente Audace Verona Lazio 0-2 e Women Roma Femminile Molfetta 5-2. Women Roma che con questo risultato andrebbe a guadagnare a conquistare il secondo posto matematico al termine della regular season, con praticamente le prime 3 posizioni cristallizzate. CMB 60 sicuro del primo posto, Women Roma 52 sicura del secondo, Bitonto 45 sicuro del terzo, poi a 38 il Tiki Taka, che invece deve ancora lottare per conquistarsi matematicamente il quarto posto e il vantaggio del campo nel primo turno playoff, con il Locasa Falconara 34 impegnato nel posticipo giovedì contro il Soccer Altamura, che invece è a 31, qui al sesto posto, subito lì ad inseguire Lazio invece, che con i 3 punti che stanno maturando fino a questo momento andrebbe a 25 punti, con un margine di 6 punti sulla kick-off, contro la quale anche il vantaggio negli scontri diretti, 1-1 in Lombardia all'andata, 7-2 al Pala Torino di Roma per la squadra di Chirelli al ritorno. Tripletta di Barca, doppietta di Moreira e doppietta di Conticelli. Il lancio lungo di Monteiro, troppo lungo per le compagne. Verdù ha lanciato per Melissa Barban,
che ha cercato la sovrapposizione di Natasha senza fortuna. Rimessa laterale per l'Audace che resta comunque nella metacampo offensiva. Puttoff comunque davvero masterclass difensiva, dicevo prima, con la Lazio che alzando la pressione, chiudendo tutte le linee di passaggio, è riuscita praticamente a disinnescare la mossa tattica del portiere in movimento adottata da Andrea Rossi, però mai andata in sofferenza, soprattutto ancora meno che in precedenza con il 5 contro 4 dell'Audace Verona. Attenzione poi al tentativo di Cecilia Barca che dalla propria metà campo trova il 3-0 nella porta sguarnita, chiudendo probabilmente l'esito del match a 3 minuti e 12 secondi. Cecilia Barca, doppietta personale, 3-0. Palla persa dall'Audace Verona, pressione ancora vincente del Lazio, che è andata dunque a forzare l'errore nel passaggio dell'Audace Verona. Sulla palla vagante è arrivata subito Cecilia Barca, che con grande precisione è andata a centrare la porta, rimasta ovviamente sguarnita dalla propria praticamente area, dalla propria tre quarti difensiva, ed è andata a centrare appunto la porta per la doppietta personale, per il 13° gol stagionale dopo il 12° trovato nel corso del primo tempo. Raggiunge Bettigna Costa, ferma da tempo per infortunio, come miglior marcatrice della squadra di Daniele Chilelli. Soprattutto regala il 3-0 alla Lazio, che andrà probabilmente a chiudere il conto. Pare davvero ormai sfiduciata l'Audace Verona, incapace di rientrare nella sfida. Lo vedo ancora più dura per lei rientrare ora sotto di 3 reti. Doppietta di Barca, 2 reti inframmezzate dal calcio di rigore di Sicler. L'altra grande giocata, Pantano, stavolta va a calciare malamente con il destro, con l'esterno destro di prima intenzione. Altra grande giocata di Valentina Sicler, prima il dribbling, poi l'assist, la palla allargata perfettamente, quei tempi giustissimi per la compagna. Questa volta il lancio di Natasha Rovani invece dall'altra parte per Zandonà è troppo lungo, pur apprezzabile nelle intenzioni, anche nell'esecuzione, ma leggermente troppo lungo per la compagna. Alza ora la pressione l'Audace, anche se probabilmente è troppo tardi. Siclari il lancio però a Zandonà che calcia, ancora Siclari, decisiva davvero ad andare a rimediare anche su uno dei pochissimi, forse l'unico errore della sua partita. Altra partita davvero perfetta da parte di Valentina Siclari. Zandonà dentro, confusione, Natasha Barban all'indietro da Melissa che allarga male per Galetta Maretti. Altro errore di misura da parte delle giocatrici dell'Audace Verona. Monteiro, il lancio per Ruffini, molto bene la sponda al volo, volante per Siclari, tentativo a metà tra un tiro e un cross, un suggerimento centrale per Pantano che si perde sul fondo. 2 minuti e 1 secondo. Verdù, Puttoff, Melissa Barban, Natasha Barban, ottimo scambio tra le due. Melissa Barban davanti a Monteiro, Melissa Barban ancora a centrare in pieno Monteiro, poi però palla che carambola in porta. Non so se il gol sia da attribuirsi a Melissa Barban, per il momento diamo la rete alla numero 9. Grande scambio in velocità tra le gemelle Barban, tra Melissa e Natasha, e palla ancora di ritorno a Melissa che si è presentata a tu per tu con Monteiro, ancora una volta bravissima a negarle il gol, per l'ennesima volta decisiva a stoppare i tentativi dell'Audace Verona. Palla che però poi, non so se per il tocco di Melissa Barban o per un tocco di un difendente laziale che ripiegava difensivamente, palla che è carambolata in porta per l'1-3 dell'Audace Verona. Premio meritato comunque per l'Audace, anche se forse tardivo. Porta che rimane sguarnita, Pantano, prima Ruffini, poi Pantano non la inquadrano, si resta sull'1-3, ancora confusione, ancora fasi di gara confusionarie. Ancora Pantano sulla palla vagante, Pantano traversa, parte alta della traversa, è stata forse una deviazione richiamata sia da Chilelli che da Pantano, non ravvisata né da Agosta né da Crescenti. Il lancio di Maretti con le mani,
portiere ovviamente non di ruolo. Anticipata di testa Zandonà da Pantano, 1,26. Audace che comunque dopo aver subito lo 0-3 è tornata in partita con l'1-3 che ridà un po' di speranza. Il colpo di testa di Sickler è destinato al fondo, sì. Stremata Melissa Barban che va a riprendere fiato dopo che il pallone è uscito. Riparte l'Audace Verona, Zandonà a duello con Pantano, l'ultimo tocco della 2 biancoceleste. 78 secondi al termine, 1-3. Audace che però è parsa un po' galvanizzata dopo l'1-3. Ora però Barca, davvero fasi davvero complicate da commentare, con pochissime giocate pulite, pochissime giocate precise. Anche in questo caso Puttoff che va a giocare male la rimessa a metà strada tra Evelyn e Melissa Barban. Era subentrata Barca che aveva provato nuovamente, come in precedenza, a centrare la porta rimasta ovviamente sguarnita. Attenzione a Puttoff che calcia, lo fa male. Monteiro, ancora porta sguarnita, ancora tentativo dalla propria porta, stavolta colpisce le travi in legno del soffitto del palo Patottino e quindi rimessa laterale in zona offensiva per l'Audace Verona, che proverà a sfruttare questi ultimi 66 secondi per ridurre ulteriormente il gap. Niente da fare. Monteiro, la porta che stavolta non viene inquadrata, come in precedenza Barca dicevamo che non è riuscita a ripetere la stessa soluzione in precedenza in occasione dello 0-3. Davvero una confusione incredibile in questo momento. Maretti con le mani verso Evelyn, a duello spalla contro spalla con Barca, ancora troppo energica la giocata di Evelyn che va a rischiare qualcosa dopo essere già stata ammonita in precedenza. Si lamenta al suo indirizzo Barca, quando lei la palla era già uscita, poteva evitare la spinta la giocatrice brasiliana. Ruffini fa controllare Siclari, gran botta sulla sponda della compagna che aveva raccolto molto bene il lancio di Monteiro, aveva appunto appoggiato per Siclari, mezzo esterno, palla sul fondo. Zandonà riceve da Verdù, cerca il lancio per Natasha Barban, ottima giocata difensiva di Pantano che appoggia con la testa verso Monteiro, riceve proprio dal proprio portiere nuovamente, cerca Siclari che però ormai è stremata, la ringrazia, dimostra di apprezzare il tentativo e l'intenzione della compagna, ma ormai non può più arrivare su quel pallone. Natasha Barban fermata da Pantano in modo falloso, calcio di punizione in favore dell'Audace Verona. Ammonizione per la numero 2, classe 2004 della Lazio. 4-4 il conto dei falli in questa ripresa, terzo cartellino giallo della sfida dopo quello per D'Alessandria, il secondo della Lazio, per l'Audace Verona l'unico per Evelyn Luana Tosetto. 30 secondi al termine. Puttoff, il cerchio di centrocampo, allarga per Maretti, ancora Puttoff verso Zandonà, in anticipo Barca. 24 secondi, speranze dell'Audace Verona sempre più ridotta al lumicino. Puttoff fa un po' di spazio, Puttoff calcia, colpisce in pieno ancora Siclari, recupera palla prima che Ruffini possa provare a spedire nella porta sguarnita. Maretti con il destro lontano dai pali della porta difesa da Monteiro. 13 secondi, il lancio lungo di Monteiro con le mani, Evelyn in anticipo, controllo, prova a portarsi, si porta nella metà campo offensiva, calcia, non trova la porta, osserva sfilare sul fondo senza bisogno di intervenire Monteiro. Il lancio proprio del portiere laziale con la testa Evelyn, raccoglie Zandonà, finisce qui sull'ultimo tentativo fuori misura di Eleonora Zandonà, finisce al Paralupatotina. Lazio calcio a 5, batte Audace calcio a 5 Verona 3-1. Le reti nel corso del primo tempo di Cecilia Barca al 17esimo, nella ripresa il calcio di rigore di Valentina Siclari al quinto e il gol poi ancora di Cecilia Barca per il 3-0 e poi rete di Melissa Barban per il definitivo 1-3. La Lazio vincendo guadagna quota 25 punti in classifica, consolida e anzi ottiene il settimo posto in solitaria e ora 6 punti di margine sulla kick-off incolmabili per effetto del scontro diretto favorevole nelle ultime 2 giornate, quindi Lazio sicura dei playoff.
Audace che invece dovrà conquistarsi la matematica salvezza nelle ultime 2 partite a partire già dalla prossima sfida del prossimo 19 aprile sul campo del Cagliari. Prossima sfida invece con la Lazio che ospiterà il Pala Torino, l'Ocasa Falconara. Ultime 2 giornate, quella di domenica 19 aprile e quella poi conclusiva di domenica 26 aprile, con tutte le 6 sfide di giornata appunto in contemporanea alle ore 18. Io ringrazio FP Video Production e Filippo Piovesan per la regia, Alessandro Zamboni per le riprese. Un saluto e un ringraziamento per l'attenzione, a risentirci con i prossimi appuntamenti di Calcio a 5 da Giacomo Mozza.